Palermo in mostra la Natività di Pippo Madè, sculture in vetro di Murano create negli anni 70, esposti anche dipinti, disegni e chine. La Natività di Pippo Madè, realizzata in vetro di Murano, è in mostra a Palermo a Palazzo Steri. Accanto alle sculture dell'artista siciliano anche i suoi quadri dedicati a San Francesco. Antonio Sansonetti. Sculture alte mezzo metro, in vetro di Murano, realizzate negli anni 70 con una tecnica di fusione che non si può più usare perché ragioni di sicurezza vietano che i forni raggiungano temperature così alte. È la Natività di Pippo Madè, un omaggio dell'artista palermitano alla tradizione del presepe. Il bambinello e i pupi campeggiano al centro della mostra che l'Università di Palermo ha dedicato a Madè. Nella sala delle verifiche nel complesso dello Steri sarà possibile ammirare gratuitamente, oltre alle sculture in vetro di Murano, un ciclo di quadri ispirati sempre alla Natività e al Cantico delle Creature di San Francesco. I cittadini che vorranno potranno avvicinarsi gratuitamente non solo a vedere questa mostra, ma anche lo Steri e tutta la struttura attorno a Piazza Marina che in qualche modo rappresenta anche il nostro Ateneo, l'Ateneo della città di Palermo. Nella rappresentazione della nascita di Cristo, lo sguardo di Madè si posa con attenzione sulle comparse, i figuranti, persone umili, mestieri dimenticati. Anche nel Cantico delle Creature gli occhi dell'artista guardano più la terra che il cielo. Accanto ai dipinti, nei disegni a matita o con la china, si possono vedere gli stadi successivi dell'elaborazione dell'opera. A Palermo è inaugurata la mostra con la Natività di Pippo Madè, sculture in vetro di Murano che sono state create negli anni 70, ma ci sono anche dipinti, disegni e chine dedicate a San Francesco.